Grazie a voi tutti per l'affettuoso momento di accoglienza. Devo dire che quando mi è stata notificata l'intenzione dell'Università di Udine di attribuirmi questa laurea honoris causa, inizialmente ho pensato a uno scherzo, poi pian piano ho verificato che in realtà ne avevano l'intenzione, e allora è subentrato un pizzico di imbarazzo, perché inevitabilmente c'è, no, la sensazione che questa laurea honoris causa sia un pochino eccessiva per quanto riguarda i meriti personali rispetto a quello che effettivamente sono riuscito a fare nella mia professione. Pensavo e speravo, prima di prendere la parola quest'oggi, che gli interventi che l'hanno preceduta mi confortassero un po', invece sono stato letteralmente travolto da tutto questo cumulo di elogi che francamente mi sembrano un po' esagerati, anche se ringrazio di tutto cuore per l'attenzione e l'affetto con il quale questa manifestazione finora si è svolta. Devo dire che in qualche maniera però ho fatto qualcosa di irrituale, nel senso che di solito in circostanze di questo tipo colui che viene insignito della laurea honoris causa prepara un discorso scritto di accettazione e di ringraziamento, cosa che io non ho fatto, prima di tutto perché sono di una pigrizia straordinaria, e in secondo luogo perché penso che le modalità comunicative con le quali ho portato avanti per tanti anni la mia professione di telecronista sia stata caratterizzata sul piano delle modalità proprio dal fatto di usare le parole senza averle scritte in precedenza. E pertanto chiedo scusa se magari andrò un pochino a braccio, chiedo scusa soprattutto a coloro che avrebbero dovuto, in occasione di questa consegna, anche mettere nella cartella stampa il mio intervento, che non potranno fare perché non lo so ancora io che cosa dirò quest'oggi. Comunque, tutto quello che è stato detto mi ha riempito di soddisfazione e di orgoglio, unitamente a quel pizzico di rossore a cui facevo riferimento prima. Però devo dire che effettivamente in tanti anni di professione, pur avendo come argomento principale il più delle volte l'argomento di carattere strettamente agonistico e sportivo, quando ne ho avuto l'opportunità quasi come sfondo, ho sempre parlato, ho tentato di parlare, di far conoscere questa terra, questa regione. E devo dire che sono stato aiutato in questo dal fatto che tanti bravi atleti, non soltanto nel mondo e nel settore del calcio ma in altre discipline sportive, hanno avuto e hanno origine friulana, origine triestina, origine comunque territoriale. Già, perché quando si parla di questa terra è inevitabile che salti agli occhi in maniera fin troppo evidente che è una terra abitata da genti che sono profondamente diverse per cultura, per storia, per tradizione, per mentalità. Consistono da sempre sullo stesso territorio, mantengono ognuna la propria identità alla quale sono profondamente legati, ma costituiscono un unicum, tant'è che in maniera quasi paradossale qualcuno ha detto che è una terra questa abitata da gente unica proprio perché è fatta da così tante differenze. E questo è estremamente interessante, anche se inevitabilmente di tanto in tanto dà luogo a qualche fibrillazione, a qualche momento di nervosismo, ma al tempo stesso, quantunque ci sia, no, questa sensazione di divisione, c'è, soprattutto da chi la guarda dal di fuori, la netta sensazione che si tratti di un valore aggiunto, di una ricchezza questa diversità. Bisogna però sapersi anche confrontare e saper portare avanti un discorso di carattere sinergico in modo tale
da operare per il bene comune. Non è facile, naturalmente, anche e soprattutto in considerazione del fatto che nel corso dei secoli, caratterizzati da una storia così travagliata, da continue invasioni, gente che arrivava, comandava un po', poi arrivava un altro comandante e via dicendo, ha originato nella mentalità corrente delle genti che abitano questa terra la sensazione di essere perennemente soggetti a qualcuno che arriva e che comanda. Il concetto dei sotans, tipico dei friulani, che qualche volta si manifesta anche in una tendenza forse a lamentarsi anche eccessivamente, però c'è la sensazione che ci sia sempre qualcun altro che comanda. Attualmente, per esempio, è abbastanza chiaro il concetto che accompagna un po' tutti, anche se magari a livello inconscio, che questa sia una terra abitata da gente che sta ai confini dell'impero. Ci sentiamo molto lontani da quelli che sono i centri del potere e via dicendo. Non è che siamo gli unici a sentirci ai confini dell'impero, siamo per certi versi molto vicini ai sardi, c'è questa comune sensazione. Ovviamente qualche volta c'è anche così la tendenza e il piacere della lamentazione spicciola, ma qualcosa di vero fondamentalmente c'è. È comunque una terra straordinaria questa, perché è abitata da queste genti, no, che costituiscono il retaggio del tradizionale incrocio di tre grandi culture, la cultura latina italiana, la cultura tedesca, la cultura slava, e che ha lasciato indubbiamente delle conseguenze, si è sedimentata nel corso dei secoli, ed sono delle differenze che intervengono non soltanto nei comportamenti, nelle lingue. Pensate quante lingue si parla, no, in questo territorio così esiguo, ma anche fortunatamente in altri settori. Pensiamo nel settore, per esempio, agroalimentare, no? La cucina di questi territori, grazie anche alla lungimiranza di molti ristoratori che hanno capito di dover legarsi alla tradizione innovando. È una cucina straordinaria. Tutti coloro che arrivano da queste parti, magari senza averne conoscenza previa, restano assolutamente meravigliati proprio dalla varietà anche delle cose culinarie e via dicendo. E anche lì è interessantissimo vedere come ci sia all'interno di questo piccolo territorio un momento di contrasto, no? Qui stiamo per esempio a Gorizia, è irrisolta la questione se la Gubana sia quella di Gorizia o quella di Cividale, no? E così praticamente potremo andare avanti discorrendo a proposito di tanti altri elementi. Adesso viviamo in un momento storico nel quale la comunicazione privilegiata, soprattutto per quanto riguarda la questione agroalimentare, no? In televisione ormai le trasmissioni che parlano di cucina sono più numerose di quelle che parlano di calcio, il che vuol dire che siamo veramente ai limiti della saturazione. Però effettivamente da queste parti è molto interessante anche il momento dell'eccellenza enogastronomica, quasi inutile sottolineare, no, quanto sia importante il settore della filiera che fa capo alla vitivinicoltura, che ha portato delle grandi soddisfazioni, oltre che dei vantaggi anche di carattere economico a questa terra. E pertanto sono tutte cose a proposito delle quali io ho speso qualche parola quando ho avuto l'opportunità, magari ripeto, pur essendo altro l'argomento principale della mia cronaca, di sottolineare, per portare avanti questo discorso di conoscenza di questa terra, perché gli italiani non conoscono il Friuli, sono pochissimi quelli che lo conoscono, e devo dire che tutti quelli che arrivano in Friuli Venezia Giulia poi ne hanno una sensazione, ne ricavano un sentimento veramente positivo, anche perché tutti pensano prima di tutto che sia una terra
terribilmente fredda, no? Tipo Islanda e via dicendo. Mentre in realtà sì, effettivamente d'inverno ai laghi di Fusine faccio un di freddo, però non abbiamo un clima che sia poi così assolutamente inospitale. Piove un pochino più spesso che altrove, ma anche lì ci sono dei punti incredibili, no? Pensate, la suggestione che c'è quando si passa per andare a Tarvisio e ti fermi sulla strada sapendo che in quel preciso punto c'è uno spartiacque, che quando cade una goccia di pioggia, se cade 1 centimetro da sta parte va a finire nell'Adriatico, se cade in 1 centimetro dall'altra parte va a finire nel Mar Nero. Pensate, no? Che anche lì c'è il riflesso di questa terra, che è una terra così di confini, di orizzonti diverse, di cose che si sono sedimentate nel corso dei tempi e che hanno lasciato questa traccia del tutto particolare, che ovviamente trova espressione altrettanto evidente nella lingua, nel linguaggio usato. Pensate, in questo esiguo territorio quante lingue vengono usate. Il friulano, lo sloveno, l'istro-veneto, l'udinese, che non si sa bene che linguaggio sia, quello di Udine città, no? Un pochino particolare. Io ho avuto un'esperienza incredibile a livello familiare. Papà era di Cormons, quindi tipico paesano, la mamma invece era di Udine, cittadina, faceva la sartina, faceva anche un po' la modella poi dei vestiti che confezionava, e parlava naturalmente in dialetto udinese. E il paesano di Cormons che andava a fare la corte si è adeguato, però tenendo il suo dialetto paraveneto-goriziano. E fra loro, sono vissuti fin quasi a 100 anni tutti e due, hanno sempre continuato a parlare in questo modo strano. Con me, figlio unico, tutti e due hanno parlato solo in friulano. Fra loro non si sono mai rivolti la parola in friulano, ma tutti e due con me a tavola in furlan, che è una cosa incredibile, no? Dici, ma siamo molto. Ed evidentemente è così. Una delle cose che più frequentemente i colleghi mi hanno chiesto in passato è chi sono i bisiacchi. Perché? Perché quando parlavano di Capello scrivevano relatore friulano e lui li chiamava e li insultava. Io non sono friulano, lui è bisiacco. Ma vai a spiegare chi sono i bisiacchi. Lo sappiamo, no? Che è questa gente che abita lì in quel territorio che è stato a lungo un enclave di Venezia, mentre tutto intero era territorio imperiale. Qualche volta anche a Fabio lo dicevo in maniera, se vogliamo, anzi senza se vogliamo, sicuramente un po' sguaiata e via dicendo, diciamo, ma è vero che i bisiacchi sono quelli che la Serenissima riteneva non più adeguati per remare sulle galere patrie, quindi come galeotti, e le donne di facili costumi che avevano perso l'avvenenza per esercitare e le portavano lì. Da lì sono venuti fuori i bisiacchi, figurati. Capello è il più bravo di tutti. Ovviamente è una cosa che si dice soltanto così, no? Perché loro se parlano dei friulani, per non dire degli stessi friulani, pensate alla differenza che c'è fra il Carnico, fra quelli del Pordenonese, già lì sono pochi quelli che parlano friulano, qualcuno però parla friulano, no? Parlano il meneghello loro. No? Sarebbe interessantissimo anche fare una mappatura di tutte quelle che sono queste lingue. C'è qualcuno, l'amico Gottardo, che ha fatto parecchie pubblicazioni sulla lingua friulana e ha fatto anche un dizionario italiano-friulano sportivo, cioè del linguaggio sportivo. Quando l'ha presentato, la prima cosa che io ho fatto, sono andato a vedere se c'era la parola che usiamo qui a Gorizia, nel goriziano e anche a Trieste, per indicare le scarpe di calcio.
Cioè da noi si chiama Tretars. Tutti dicono di sì, ma lei sapeva? Vede. Ma già a Udine non si usa, cioè a Udine l'hanno sentito parlare per contiguità territoriale, no? Però queste, lì io mi sono lamentato, ho detto non hai messo lì, era presente il professor Frau, il quale ha detto ma salto che non sai nazionale da là che ven fuori che paraunica. E allora ha detto come ho ammazzato i miei, qualche mese dopo mi ha chiamato dicendo che i suoi assistenti che aveva sguinzagliato per vedere da dove potesse uscire questa parola strana avevano indicato che un vocabolo dal suono analogo individuava le scarpe dei soldati dell'esercito austro-ungarico che usavano però all'interno della caserma, non quando uscivano in libera uscita. Vuol dire che con quelle scarpe giocavano dentro a pallone e quindi da lì è venuto fuori questo tretas, che è una parola che è difficile da travasare della lingua italiana, ma che comunque sarebbe più adatta rispetto a quello che viene usato adesso come vocabolo per indicare le scarpe di calcio, gli scarpini. Gli scarpini vanno bene per Carla Fraci, per Gattuso, insomma, mi pare che sia un pochino... Vabbè. Comunque sono situazioni di carattere generale a proposito delle quali è sempre molto piacevole chiacchierare. Ho molto apprezzato l'intervento anche del professor Cateriniuzzi a proposito di quelle che sono le situazioni del tutto particolari che vive il mondo dello sport. Viviamo in termini generali, in momenti di emergenza educativa. Sentiamo una grande necessità di recuperare determinati valori che un tempo sembravano consolidati e che si sono venuti perdendo. E pertanto dobbiamo, per forza di cose, cercare di individuare e di valorizzare quelle che sono le potenziali agenzie educative, cioè le cose, le situazioni, le organizzazioni attraverso le quali si può ristabilire un percorso di crescita umana, civile, culturale e via dicendo. Ora gli studiosi, un po' di tutto il mondo, hanno individuato più o meno 3 fondamentali agenzie educative, che sono la famiglia, la scuola e lo sport. Ora, per quanto possano essere in crisi istituti come la famiglia e la scuola, è di intuitiva evidenza che nel momento in cui tu cerchi di tracciare un percorso di crescita culturale, morale, etica e civile, non puoi prescindere né dalla famiglia né dalla scuola. Ma lo sport, ecco, lo sport, se fatto, praticato, gestito nella giusta maniera, è una formidabile agenzia educativa. Ripeto, deve essere però lo sport che mantiene fermi e veri quelli che sono i suoi principi originari, l'aggregazione in chiave ludico-competitiva, il rispetto delle regole, l'accettazione delle decisioni degli arbitri e giudici di gara, il rispetto degli avversari, la cultura della sconfitta, che non vuol dire giocare per perdere, vuol dire semplicemente essere pronti ad accettare che uno sia più bravo o solo più fortunato di te e che ti batta, e poi magari trasformare il momento della delusione in voglia di allenarti ancora di più per far meglio e via dicendo. Sono tutte cose, l'elencazione di quelle che sono le teoriche potenzialità positive a livello educativo dello sport potrebbe allungarsi all'infinito, ma sono tutte cose che vengono messe in discussione nel momento in cui tu tenti di trasmetterle soprattutto alle giovani generazioni, dal fatto che lo sport di vertice, quello dei miliardi facili, delle baruffe televisive, della litigiosità esasperata, ahimè della violenza che di tanto in tanto si manifesta, caratterizzano lo sport di vertice, quello che inevitabilmente diventa modello di riferimento perché è l'unico sport del quale noi giornalisti parliamo. Qui c'è una grossa responsabilità anche della categoria
nostra, di giornalisti sportivi, che non solo parliamo solo di quel tipo di sport, trascurando invece di sottolineare quelle che sono le valenze dell'aggregazione sportiva giovanile a livello promozionale, dilettantistico e via dicendo, parliamo solo dello sport di lassù, e non solo, ma di quello sport abbiamo la tendenza a sottolineare solo le cose negative. Pensate all'immagine che ha la gente nell'opinione pubblica, l'immagine del calciatore italiano professionista è un'immagine pessima. Tutti pensano che siano interessati soltanto ai soldi, alla fama, alle belle morose e via dicendo. Perché questo? Anche perché noi giornalisti ci tuffiamo molto più volentieri sui bad boys. Fa notizia quello che si comporta male, no? Ed effettivamente ce ne sono tanti che si comportano male, ma ce ne sono tanti, molti di più, che sono anche dei bravi ragazzi, che portano avanti un discorso di convinzione personale, sono molto attenti al piano della solidarietà, cercano di andare a parlare ai giovani ragazzi, ad aiutarli nelle scuole e via dicendo. Ma questi non fanno notizia, e invece noi in qualche maniera dovremmo anche sottolineare queste situazioni, che sono situazioni che ci aiuterebbero a guardare con un pizzico magari di maggiore simpatia un movimento sportivo che corre il rischio di essere pesantemente, no, degenerato in forza dell'aggressione che ha ricevuto da fattori extratecnici, perché il troppo denaro, gli interessi congiunti, l'incapacità di gestire la situazione con un minimo di serenità non sono valori collegati e collegabili all'evento e alla cultura sportiva vera e propria, sono cose diverse che hanno aggredito lo sport e lo hanno trasformato in qualcosa che ci preoccupa, perché effettivamente sono notizie di questi giorni anche, no? Il calcio, che dalle nostre parti è lo sport di riferimento per eccellenza, è pesantemente condizionato da situazioni gestionali che sono difficilmente gestibili, no? Pertanto io credo che in qualche maniera occorra anche cercare per le nuove generazioni di portare avanti un tipo di pratica sportiva diversa. A proposito di questi territori, poi, è anche abbastanza doloroso per dei vecchi pallonari come sono io. A me piacciono tutte le discipline sportive, ma inevitabilmente anche per averlo praticato da giovane, ahimè, con esiti tutt'altro che entusiasmanti. Però insomma il calcio è uno sport al quale sono particolarmente vicino, e devo dire che queste terre di cui parliamo quest'oggi, di cui io ho parlato, l'hanno detto anche loro per tanti anni, magari in via indiretta, tradizionalmente erano una culla di tanti giocatori di calcio. Fino a 20-30 anni fa c'erano 80-100 giocatori del Friuli Venezia Giulia che militavano in Serie B. C'era una fotografia prima dove eravamo tutti assieme del Catania, eravamo 7 friulani, a Catania eravamo 7 friulani, tant'è che Candido Cannavò, che poi è diventato, no, il direttore della Gazzetta, collega bravissimo, anche lui molto attento a queste problematiche dello sport e via dicendo. Quando io giocavo provavo a giocare, era un giovane cronista della Sicilia, che è il giornale, la testata di Catania, e veniva negli spogliatoi dopo gli allenamenti, dopo le partite, e sentiva noi 6-7 friulani che parlavamo tra noi in friulano, no? E lui un po' è rimasto lì e poi ha cominciato a sbottare, dice: minchia, questa è una terra disgraziata, nel corso degli anni, dei secoli siamo stati invasi da tutti, i Fenici, i Cartaginesi, gli Angioini, i Normanni, i Latini, e adesso questi che parlano questa lingua barbara, ma com'è? Non è mai finita. Ovviamente lo diceva, sì, in termini quasi scherzosi, ma quasi.
Ma come si vede poi, in effetti, il mondo dello sport è un mondo che, a parte le potenzialità di carattere educativo a cui facevo riferimento prima, dovrebbe essere un qualcosa che ci aiuta a vivere meglio, no? E in realtà il fatto di essere appassionati di sport e soprattutto di calcio si trasforma il più delle volte in un appesantimento esistenziale in più. Ci si fa sangue amaro per una partita di pallone. È chiaro che chi vince sarà sempre più contento di chi perde, ma i problemi esistenziali, le angosce personali che dobbiamo affrontare anche senza andarcele a cercare, sono sempre in agguato, e non è operazione di particolare intelligenza crearsi un altro problema anche per questioni di carattere sportivo. Quello che è successo nel calcio è successo, e lo dico con ancora maggiore cognizione di causa vista la sede in cui ci troviamo, è successo anche nel basket, anche della pallacanestro. Qui ci sono stati per anni momenti in cui uscivano giocatori, campioni, uno dopo l'altro. Gorizia in modo particolare ha sempre avuto questo patentino, no, di cose. Io ricordo Sandro Gamba, che è stato per tanti anni uno dei più grandi tecnici coach italiani, e lui quando mi incontrava per Milano mi diceva: Bruno, io vado volentieri, sai, dalle tue parti, però a Gorizia è una gara dura. Perché è una gara dura? Ma perché quelli lì quando mi vedono la dire: ma signor Gamba, la lasci star, per l'amor di Dio, che noi giocavamo a basket quando che lei non lo sapeva neanche cosa che era. C'era questa situazione, no, di primogenitura anche di Gorizia, di questi territori per il basket. E così come è successo per il calcio, anche a basket sembra che si sia inaridita questa situazione, no? Ci sono però sempre delle realtà straordinarie. Vedo tra gli altri in sala anche l'amico Leo Terraneo, che è il titolare di una squadra di basket che invece gioca ai massimi livelli. Sono i ragazzi che giocano il basket in carrozzina, ma vedete che grande valore, che grande significato anche ha il mondo dello sport, che consente anche ai meno fortunati di aggregarsi. E pensate quanto ha fatto lo sport proprio per i portatori di handicap, che fino a qualche decina di anni fa vivevano emarginati, addirittura chiusi in famiglia, non li si voleva far vedere, conoscere, mentre adesso anche attraverso la pratica sportiva sono usciti, vivono la loro vita, gioiscono perché loro giocano divertendosi veramente, ed è una cosa straordinaria che forse dovrebbero saper recuperare anche i normodotati che fanno lo sport, e anziché continuare anche a sorridere hanno perso la capacità di sorridere e sono avvelenati all'estremo grado. Io continuerei a parlare a lungo, temo però che più parlo, più magari viene la tentazione a coloro che mi hanno insegnato di ritirarmi. Pertanto vi ringrazio ancora, grazie.